Eder. Mac. Pallister. Ciao Eder, come stai? Spero bene, siamo agli sgoccioli con la povera Liliana. Volevo dirti una cosa che mi è venuto un flash oggi mentre ero da una mia cliente e parlando del più del meno mi ha raccontato il suo divorzio pagando un avvocato divorzista che costa 1.200, 1.200, 1.300, comunque 1.200 mi ha detto, dai 1.000, 1.200. Poi mi è venuto, ovviamente quando il divorzio è consensuale paghi 1.200 ad avvocato, che sono da ambo le parti, uno per la moglie e l'altro per il marito. 1.200 fa 2.400. E sai che mi è venuto in mente i 2.400 euro che aveva Mr. Visentin nel comodino, cifra adatta proprio ad un divorzio consensuale? Cioè non è che lei aveva già messo i soldi lì per divorziare con, ovviamente Sebastiano lo sapeva, consensuale, e i famosi 2.400 euro che lui doveva dare a, come dire, in beneficenza per 3 borse di studio, insomma, come aveva detto, ma poi non l'ha mai fatto perché è un qua. Non è che già quella rientra come prova, perché poi sono andato a cercare su internet poco fa, che ho finito di lavorare, quindi sono andato a cercare su internet e ho detto, caspita, fammi andare a vedere su internet quanto costa un avvocato divorzista. E allora mi ha detto dai 1.200-1.500, dipende dal tipo di avvocato, comunque sui 1.200 si aggira con un prezzo base. 2.400 euro, caspita, mi è venuto il flash, dico, cacchio, ma vedi che quei soldi lì erano già accordata con lui, con Visentin, per divorziare, li ha lasciati lì, altro che per le bollette, tanto lei pagava tutto tramite app, post-pay, lì, tutte queste cose qua, quindi perché proprio 2.400 euro, non 2.000, non cifra tonda, capisci? E magari, insomma, ti do questa cosa, questo input in più, non so, cerca di, se riesci a vedere un indizio in più, perché tra l'altro ormai sta già smascherando da solo, e c'ha una paura folle, visto la Cattaneo, come stavo guardando adesso il video di Quarto Degrado, che mi sta anche sulle balle, però volevo vedere un po' la faccia, spaventatissimo. Comunque vabbè, volevo dirti questa cosa qua e grazie di tutto, sei da Oscar, fatelo, sei Sherlock Holmes, la reincarnazione di Sherlock Holmes, ce ne fossero come te e Gianluca Spina, siete i miei idoli. Va bene, ciao, grazie. Buongiorno, caro Eder. Adesso ci siamo veramente per superperizia della Cattaneo, ma in verità è depositata da molti giorni e si aspettava solo di far quadrare alcune vicende interne alla procura e quindi organizzare una conferenza stampa. Ma, come sempre, sono in grado di anticipare delle cose ed andare oltre il rilevato da parte di Quarto Grado, di venerdì. Anzi, come da titolo, vi parlerò dell'identikit che è stato formulato sul killer di Lilly, e per la prima volta ne parliamo qui. Grazie, Eder, che dai la possibilità anche a chi la pensa diversamente dai molti che propendono verso il marito Sebastiano come colpevole, ma ad oggi nessun elemento di indagine porta a lui. Dato di fatto, e quindi concedetemi qualche minuto per formulare questa strada alternativa che nessuno in Italia ha mai creduto esistere. Siate critici se vorrete, ma abbiate rispetto nei commenti. Pronti? Ed allora si parte decisamente. La Cattaneo ha messo nero su bianca che c'è in libertà a Trieste un killer di prossimità. Ha certificato essere accaduta una morte asfittica, di impeto, quale conseguenza di un'aggressione a contorno, ben definito, di primo approccio intimo. Ciò è attestato da esiti scientifici ottenuti dallo studio del DNA genetico rinvenuto su pantaloni, parte del giubbino, poi slip e ancor più sotto le unghie. Questo DNA non appartiene a nessuno dei soggetti già attenzionati, quindi neppure a Sebastiano. Il dato è scientifico, non viene dalla mia testa, signori. Non possiamo far finta che non esistono questi dati. Lilly si è difesa e ci sono lesività alle mani, ovvero sui dorsi, e poi il DNA trovato di 2 uomini sotto unghie della mano che ha le lesività. Inoltre,
È chiaro che Lily fosse su un piano inferiore al suo primo aggressore che la sovrasta da dietro. La dinamica è quella rappresentata dal professore Fineschi. Si tratta di un gesto deciso e forte d'impeto. Lily ha avuto poca forza a reagire. Confermato ciò, la pista regina che da poco si sta seguendo è quindi adesso racchiusa in quell'ex OPG dove Lily entra viva. Dopo le 9 del 14 dicembre, confermata quale data del decesso. Sulle suole traccia del suo percorso interno diretta in qualche zona. Inoltre risulta DNA maschile, come detto sugli slip, ma anche traccia ematica non di Lily. La donna è stata quindi rivestita, ed anche male. Il nodo lacci fatto male ad una sua scarpa. Questi sono dati decisivi, signori. È chiaro che ci sono 2 uomini mai attenzionati in mezzo e questi erano dentro quel parco ed hanno incontrato Lily, arrivando a mettere le mani su di lei fino a soffocarla con l'uso di un indumento. Si crede uno scaldacollo della donna, poi fatto sparire perché ha trattenuto il sangue delle lesività. Il resto è un capolavoro di staging messo in atto che ha del pazzesco, perché fatto in modo criminale e professionale, tanto che ancora oggi si dubita pur in presenza di elementi decisivi sull'omicidio maturati su Lily. Certamente vi capisco quando additate il marito quale colpevole. Di solito si pensa subito ad un marito. Capisco il movente economico e l'interesse a far ritrovare il corpo. Sebastiano poi si è mostrato anche poco emotivo ed amorevole. A tratti è poco interessato, ma ciò non può confliggere con la scienza e con il DNA trovato su Lily. Non c'è traccia di lui sopra, come nemmeno sui sacchetti, e sul cordino nemmeno bottiglietta. Si tratta quindi di altri uomini, quelli che han fatto male a Lily, ed oggi cercheremo di dare un volto all'ignoto, il che esiste. E la Cattaneo ne parla in perizia, signori. Gli inquirenti stanno già indagando sull'ex OPG da giorni, ma ciò non viene detto a quarto grado. Ancora ad oggi, seppur sappiano da giorni ciò. Allora seguitemi nel percorso che faremo, e come sono arrivato all'identikit dell'ignoto Cocchi, e se avrò ragione, vi giuro che mi rivelerò a Trieste alla presenza di davanti ai familiari. Detto qui, decisamente a futura memoria di prova, partiamo. Lily è entrata a contatto con chi non faceva parte della sua prossimità intima. Si tratta di soggetto che, come già detto, riceve, dialoga con Lily per motivi personali che a Lily Stan. Bene, lei non si fidava di uno sconosciuto, decide ed autorizza quindi questo dialogo. E come detto non ha bisogno di telefoni o documenti, non andava alla Wind quindi. È una banale scusa, deve solo incontrare qualcuno velocemente dentro il parco, perché sa che lui lavora lì e va a colpo sicuro. Conosceva da giorni, ogni martedì era previsto un incontro aperto. Incontri che coinvolgevano la sfera sanitaria e mentale. Risulterebbe quindi questo avvicinarsi ad una realtà che si definirebbe di assistenza emotiva e mentale. La donna da diversi giorni non era felice ed aveva lasciato il marito. Inoltre il 13 aveva anche spiegato a Claudio che non si sentiva di convivere con lui perché troppo anziano. Questo momento mentale negativo ha portato Lily a frequentare un gruppo emotivo e mentale presente dentro. Quel parco San Giovanni, in un gruppo terapeutico
che stava selezionando soggetti per applicare contro le tecniche non riconosciute, che prevedevano rituali di spoliazione e di nudità, cui Lilly, in un primo momento, diede assenso, salvo poi dire di no durante l'avvio della seconda fase di esperimento, che prevederebbe l'abuso sessuale, che non sapeva esservi, e con le mani sul suo corpo. Ecco perché si trova il DNA sugli slip, e poi quando la rivestono sui pantaloni, ancor prima sulle unghie, quando Lily reagisce e non vuole essere toccata. Sembrerebbe così spiegato tutto quanto accaduto quella mattina dopo le 9. E fino alla sua aggressione finita, male con la sua morte, per poi tenerla nascosta in attesa di seguire gli eventi delle indagini. Si tratta quindi di un esperimento mentale e sessuale, già descritto da psicoanalisti della portata di Vice. Ricordate dove viene trovato il cadavere? Proprio in zona stradale, a lui intitolata. Una firma direi decisiva e dirimente, se vogliamo no. Come dettovi, questi incontri erano frequenti ogni martedì. C'erano quelli di facciata pubblici, e poi quelli più intimi una volta selezionata la persona che aderiva, pensando solo a qualcosa di emotivo e senza uso di mani e approcci sessuali. Ciò non venne detto subito, salvo poi vedere in cosa consistesse la pratica terapeutica. Mi rendo conto che ciò che dico suona male e non crederete, ma vi prego di considerarla come ipotesi, anche perché adesso vi porto allo staging messo in atto dal killer, ovvero dal discepolo del Dot Weiss, un fine calcolatore mentale, un soggetto al di sopra del sospetto, uno che ha calcolato, ha azzardato, ha aspettato, ha seguito gli eventi, le TV, Facebook, YouTube, uno che era sicuro di simulare bene lo staging, uno che ha anche amicizie importanti a Trieste, uno che ad oggi, dopo 3 anni dai fatti, è infatti un perfetto e caro sconosciuto, come disse Covalero. Capirete alla fine del video perché lo dico, secondo la mia ipotesi, con tanto di prove che consegno ad Eder. Lui, se vorrà, potrà far avere tutto a Silvia, Radin e Sergio. Qui non possiamo pubblicarle. Il corpo di Lily non è mai uscito dall'ex OG. Da viva e da morta, il discepolo del dottor Weiss in un primo momento la nasconde, sapendo della catena putrefattiva che si sarebbe avviata entro 48 ore dal 14 dicembre. Quindi bisogna di prendere tempo, e la porta nei magazzini refrigeranti che esistono lì vicino. Sappiamo che proprio dal 16 dicembre i locali saranno chiusi al pubblico fino al 10 gennaio. Dopo il primo spostamento, intanto, pensa ad inscenare il suicidio per asfissia e si inventa i sacchetti. Dopo ciò seguirà gli eventi e saprà dell'ipotesi del suicidio che la procura sta credendo. Si pensa inoltre al marito come sospettato. Poi sentirà anche Covalero che si aggira attorno alla chiesetta abbandonata. Stessa cosa farà con Claudio e sente che lui in TV parla di sacchetti neri della spazzatura. Da lì il soggetto è assolutamente convinto di poter utilizzare tutti questi elementi a suo favore per realizzare uno staging e simula il suicidio della donna. Lo farebbe in quanto forzato nei primi giorni di gennaio, perché dopo il 7 la struttura avrebbe riaperto e non poteva più tenere la donna nei magazzini seminterrati. Il discepolo deve fare una scelta ed ha paura a portarla in auto anche di notte in giro fuori dall'ex OG. Così nasce l'idea di farla ritrovare. E non c'è bisogno nemmeno di un'auto. Può farlo a piedi con un complice, ma anche solo perché Lily pesava appena 42 kg. La struttura non dista molto dal posto di ritrovo finale. Così decide di avviare lo staging e simula il soffocamento suicidiario della donna e la porta lì dopo la mezzanotte del 4 gennaio entro le 2 di notte, dato che corrisponde con le 12 ore di permanenza lì attestate dalla Cattaneo in perizia. Ma adesso tenetevi forti. Ed era questo mostralo. È fonte ufficiale pubblica giornalistica. Leggiamo insieme quanto c'è scritto.
Cosa c'è scritto? C'è scritto che la segnalazione è della mattina del 5 gennaio. Quindi dopo le 14 si troverà il corpo di Lilly dove è indicato. Il piano del discepolo di Weiss è giunto alla fine ed è riuscito? Non vi pare? Diremmo di sì. Per 3 anni, signori, non sono pochi. Ma oggi, grazie solo alla Cattaneo, si scopre la verità, tra cui la refrigerazione grazie alla tecnica del microbiota intestinale. Eder mostra lo screen, da non confondere con il microbioma che è concetto più grande e fa da contenitore al microbiota. Lilly è stata refrigerata per nascondere il corpo in un primo spostamento dentro quell'area e prendere tempo, fermando la putrefazione e l'odore dei gas che avrebbero permesso al pubblico di rinvenire il cadavere. La struttura con i magazzini sarà inoltre chiusa proprio dal 16 dicembre, quindi calzava a pennello. In questo modo si prendeva tempo per capire le mosse della procura e del primo medico legale. Io avrei scelto uno non di Trieste subito, la Cattaneo, il dopo avvenuto del cadavere. Il discepolo è persona istruita e del settore sociosanitario del luogo. Sa che deve stare attento con il DNA, perché ha toccato Lilly. Quindi se si trova DNA sotto le unghie, sui pantaloni, sugli slip, perché ancora non era morta Lilly al primo contatto, mi seguite? Solo dopo essere divenuta cadavere lui la toccherà con i guanti, da cui la traccia sui sacchi neri. Non ci saranno altre tracce più. Questo perché quando la tocca da viva non credeva di ucciderla, se no avrebbe indossato guanti subito, no? Allora, per capirci, non ci giriamo attorno. Il discepolo ha posto in essere una forma di dialogo curativo e mentale, a sfondo non consentito. Mette le mani addosso a Lilly toccando le parti intime, ancor prima il pantalone. La aiuta, segue un approccio che Lilly rifiuta e nasce l'aggressione con l'intervento di un secondo uomo. Tracce sulle unghie. Verrà calmata perché lei grida e quindi c'è la necessità di ammutirla e spingono forte sulla bocca. A tutti i costi Lilly non deve urlare. La cosa sta sfuggendo di mano. Lilly non desiste, si affanna e comincia ad avere problemi respiratori. Nasce tutto dal polmone, come attestato dalla Cattaneo. Da lì viene abbandonata a se stessa sulla via del non ritorno e non viene soccorsa. Questo il punto. I due si impauriscono e vedono la sua morte per soffocamento. Si stringe la mano al petto. Lì il discepolo capisce come muore e gli verrà l'idea del suicidio per soffocamento autoindotto. Prima però nascondono come detto il corpo e per non far sentire il gas putrefattivo la pongono in un ambiente freddo. Prendono quindi tempo, ciò quello che è successo. Il resto è manipolazione del contenuto di borsa. Le chiavi servono allo scopo. È necessario addossare le colpe al marito. Eventualmente nasce l'idea di prendere ciò che serve a casa di Lilly. Commettono errori. Il cordino ed i sacchi non hanno DNA di Sebastiano. Ecco perché è scagionato subito. Siamo in presenza di un femminicidio, derivato da un esperimento socio-mentale a sfondo sessuale, finito male, con un evento non voluto ma prevedibile se aggredisce da dietro e tappi la bocca. Si tratta di conoscenti del mondo socio-sanitario, inseriti in quel contesto dell'ex OPG ma è prima attenzionati. Uomini che conoscono i luoghi, di oltre mezza età, con conoscenze mediche di base, specie mentali. Ecco chi è il killer. Discepolo del dottor Weiss, icona della psicoanalisi. A lui intitolata la via dove trovarono il corpo portato lì a piedi. Finisco con l'affermare che la pista si sta già seguendo da poco e che sappiamo che i terzi seguono YouTube. Non ci meravigliamo quindi di commenti in cui vengo deriso e preso per pazzo. Ci sta, ma se sarà come penso andrò a Trieste e rivelerò la mia persona pubblicamente. Chiederò ad Eder di essere lì presente per una intervista da criminologo. Forza ed in bocca al lupo. Sei il migliore in assoluto e ti farai valere. Ne sono sicuro. Ciao a tutti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.